Buongiorno a tutti ragazzi, negli ultimi 2 giorni in Canada, esattamente a Manitoba, si è scatenata una tempesta di neve che ha causato accumuli di 40 centimetri di neve, quindi la neve sta continuando a crescere, raffiche di tempeste che sfiorano i chilometri orari. Ciao Avvocatella, migliaia di persone sono rimaste prive di energia, quindi a causa della caduta di alberi, quindi dovuta sia al vento sia al freddo, quindi appesandendosi, ciao Massiac, sotto la neve fresca, quindi a Vancouver, situata nel British Columbia, è caduto il record di freddo di ottobre, che durava da almeno, ragazzi, sentite, 122 anni. In effetti, lo scorso 10 ottobre la temperatura minima è scesa dal valore di 0,7 gradi, battendo il precedente record di 0,6 gradi centigradi. Quindi diciamo che sono valori che dal 1985, ciao Alessandro, quindi diciamo che un'estate bufera di neve. Allora sta nevicando allora, come Manitoba, quindi in Canada. Ciao Jasmine. A Vancouver, diciamo nel Canada in effetti, meteo con gelo e neve e ci sono precoci danneggiamenti alla raccolta del grano, anche perché come regola è troppo presto per questo tipo di clima, quindi diciamo ne risentirà molta l'agricoltura, quindi diciamo che il grano è a rischio pure. Ciao Vittorio, ciao, buona domenica. Quindi in effetti nel Nord Dakota ci sono numerosi avvisi di tempesta in arrivo. Quindi la grande tormenta si sta dirigendo verso il Nord Dakota, quindi in questi giorni è una tempesta in arrivo, quindi un casino proprio. Quindi anche se, ciao Letizia, sì, mi ricordo Nicola Anna Maria, Letizia, sì. Quindi in effetti ragazzi, qui già lo dissi un paio di giorni fa, c'era stata un brusco calo di temperatura di 32 gradi. Vi ricordo che ve l'avevo detto che c'era stato un crollo delle temperature. In effetti da 28 gradi si era passato a meno 4. L'ho fatto in un video precedente. Quindi diciamo che meno 32 gradi in 24 ore è stato un buon record. E infatti adesso in Canada sta facendo proprio una tempesta di neve, quindi già ci sono 40 centimetri di neve, quindi e continua ancora a cadere comunque. Molte persone sono rimaste prive di energia elettrica a causa degli alberi che si sono spezzati dovuto al peso della neve stessa, quindi un casino proprio. E purtroppo ragazzi ci saranno danni, diciamo, alla raccolta del grano, anche perché, eh sì, per forza, Jasmine, anche perché credo che con tutta sta neve che ha fatto, non credo che il grano adesso sia buono, quindi secondo me più quello che verrà buttato che quello che verrà salvato. No, no. In effetti, guarda, è strano anche lì adesso, anche perché lì è vero che ci sono delle perturbazioni che possono influire sul clima e cose, ma anche lì come regola non doveva già stare così. È vero che stiamo parlando del Canada, è vero. Sì, ma là è diverso, avvocatella, là non è come qua. Tu devi calcolare che lì è diverso, non è come qua. Non è che mietono quando mietono qua, capisci? Il grano non è qua a giugno lo prendiamo, là no. Quindi in effetti lo dovevano raccogliere in questo periodo, quindi non si aspettavano di certo che arrivasse una tempesta, una tormenta di neve, quindi anche questo clima lì improvviso non è tanto normale, diciamo. Quindi non è che lì sia inverno, tanto per fare capire.
Ma sì, da noi potrebbe nevicare, però sulle Alpi, Prealpi, sulla dorsale appenninica, lo potrebbe anche fare qua in Italia. Ci sarebbe pure, ma diciamo che sui 2000 metri più o meno. Quindi diciamo che altitudini molto... Ieri chi me l'ha detto? Nicolas, era andato su un monte, non mi ricordo quale monte in Italia, stava a 2160 metri, mi aveva detto su una live, e dice che stava fioccando. Quindi vedi, in Italia pure sta facendo la neve, basta andare solo su qualche parte alta, diciamo. Non mi ricordo, Nicolas mi disse Giuseppe sono su un monte, non mi ricordo il nome, qui sta nevicando un pochino. Disse vabbè ma quanto a che quota stai? E mi disse 2100 metri e passa. Allora ho detto è normale, non è che è anormale. E non è normale se nevica a Salerno, qua non è normale. Ma già se nevica a Torino, che ne so, a Milano, oppure in Friuli Venezia Giulia, a quote diciamo alte, però non è che in città, di questi tempi non mi meraviglio. Vedi, Rosa non l'ha mai vista la neve. Rosa, una sola volta l'abbiamo vista qua a Salerno, anzi no, due volte nella mia vita, quindi due volte l'ho vista la neve. Nell'87-88 ero bambino e poi l'ho vista 2 anni, 3 anni fa qua a Salerno. In effetti si bloccò tutta Salerno perché le auto giravano tutte su se stesse, perché qua i pneumatici per la neve non esistono proprio. Quindi figurati se noi ci abbiamo le catene, e le gomme adatte per la neve, qua non se ne parla proprio. Invece quando stavo in Finlandia notavo che la gente già metteva, aveva fisso le gomme già adatte per la neve anche in estate, diciamo, quindi loro avevano già le ruote proprio per la neve. Qua invece no, qua che vai da gommista e mi dici mi metti quattro ruote per la neve. A Milano sì, a Milano pure i miei amici me l'hanno detto che fa freddo sotto al Duomo, ci sono stato pure io per pochi giorni fortunatamente. Sotto al Duomo si gelava il periodo di dicembre, proprio mi pareva di stare in Siberia. Anzi, in Siberia quando sono andato stavo meglio, la verità. Guarda, io sono stato in Siberia, in Lapponia, non ho sentito freddo come a Milano. Tanto per dirti, capisci? Cioè, Siberia e Lapponia, io sentivo più freddo a Milano. Sembrerà strano, ragazzi, ma è così. Ah, guarda, se vai in estate, cioè da maggio a ottobre, è sempre giorno, quindi bei posti tranquilli, però dopo un po' ti scocci, eh. Io stavo per lavoro, vabbè, vedi l'aurora boreale, sali sulla Lapponia perché noi siamo partiti dalla Lapponia, quindi abbiamo fatto la casa di Babbo Natale a Rovaniemi. Sono posti da favola, non si mette in dubbio, però per chi è abituato al mare come me qui a Sud Italia, stare lì è un po' come stare carcerato a finale, quindi è bello stare 15 giorni, 20 giorni e andare via, basta una vacanza, non di più. Però vivere è un altro discorso. C'è il cammino. Grazie, prossima. Comunque, la stessa cosa lo dico in Polonia è uguale, sempre catene, sempre a spalare la neve, diciamo un casino pure la mattina per uscire, pure per andare a comprare il pane, devi spalare un sacco di neve, prendere l'auto, arrivi in un centro commerciale, compri e te li tiri a casa, anche perché dove vai? Con 2 metri di neve fuori, dove giri, dove vai? Quindi a meno che non entri in un centro commerciale, ti fai il giro e ti ritiri, quindi è proprio diverso da come sono abituato io. Qua difficilmente vedrò la neve, quindi diciamo che qua a Salerno è sempre estate per me, quindi può piovere al massimo, ma nulla di che. Quindi in questi posti ragazzi, pure la Russia fa paura ragazzi, io sono stato anche in Russia e lì tra zuppe mangi sempre le stesse cose, ste minestre calde,
poi fa freddo ragazzi, si gela davvero, quindi sono paesi proprio tutti freddi. Finlandia, Norvegia, tutti questi qua sono tutti strani. Non strani per me, sono freddi in effetti, non è che sono strani. Quindi abituato qua a stare che male che va, qua stiamo a 6-7 gradi, ma proprio quando fa freddo, freddo, qua stiamo a 6-7 gradi, ma deve fare freddo, eh? Quindi difficilmente. Io sono stato a Mosca e a San Pietroburgo, ma fa paura proprio. Sfortunatamente nel periodo invernale, quindi non è che sono stato nel periodo estivo. In Finlandia fortunatamente vado al periodo estivo, quindi non vedo tanta neve. Rose vuol dire rosa. Quindi al finale, ragazzi, come si sta in Italia, ve lo dice uno che ha girato quasi, no, tutta l'Europa, non quasi. Quindi se togliamo i paesi Caribe, diciamo, ho girato tutto il mondo quasi, quindi dovrei andare in Giappone e fare i paesi Caribe e poi ho fatto tutto. In effetti l'Europa l'ho fatta per intera, quindi non c'è una nazione che non sono andato, Ungheria, Cecoslovacchia, Croazia, tutti me ne sono fatti ragazzi, per il lavoro, però. Partiamo da questo, non si è andato a villeggiare. Però, come si sta in Italia ragazzi, non si sta da nessuna parte, la gente parla della Germania, ciao Alessà, parla dell'Austria, la Svizzera. No ragazzi, è meglio l'Italia 100.000 volte. Allora facciamo fiere per tutto il mondo, diciamo tutto il mondo, tutta l'Europa in effetti, quindi portiamo i prodotti italiani in giro per le manifestazioni, fiere gastronomiche. Quindi allestiamo dei banchi alimentari nelle città principali, diciamo, di dove andiamo. Quindi al finale, diciamo, importiamo prodotti italiani. Quindi pomodoro, tutto quello che puoi pensare da mangiare italiano, quindi formaggi, pelate, olio, l'olio usiamo quello là toscano, che ne so, il pecorino romano, pecorino sardo, c'è un po' di tutto, tutto diciamo il top dell'alimentazione italiana, quindi immagina tutta l'Italia raggruppata in quei prodotti, diciamo, di origine DOP, quindi pomodoro San Marzano, la pasta di Gragnano, le olive della Puglia, capisci? Quindi, no, se no in Messico non ci sono andato, no, sì. Se vado in Messico e vado in Giappone sto a posto. A Catania ci sono stato, sì. Catania e Palermo e Caltanissetta, perché a Caltanissetta c'ho la zia, quindi quando posso scappo da zia. Ah, il logo subito da essere DOP, sì, sì, a te DOP la polenta, come si dice? Jasmine là. La polenta a te ci sta avvocate. Non cominciamo. Mo si entra avvocate. A Milano stiamo in ospedale. A Milano la zia, mi ricordo mio zio, oh, a mio zio era poliziotto a Milano. Andavamo a trovare la zia, l'ho sempre detta, sì, sì, bella Catania. Ogni volta risotto alla milanese, cotoletta alla milanese e brodino. Ho detto vicino a mio padre, ero piccolo. Ho detto papà, ma siamo venuti all'ospedale, ho trovati. Quindi ho un brutto proprio ricordo di Milano, io perlomeno da piccolo, quindi. Invece a Torino, così così, stiamo normali, dove ho mangiato bene l'Emilia Romagna, Toscana, Roma, siamo Catania, Palermo, qua mi sono Puglia. In questi luoghi qua, ragazzi, davvero ti puoi scassare tranquillamente. In Friuli Venezia Giulia non mi ricordo anche perché non ho mangiato roba locale, ma ho mangiato, diciamo, dagli amici che stavano lì. Sì, è come Salerno al finale. Salerno è bella, purtroppo il lavoro non ci sta. Come Napoli la stessa cosa. Quindi diciamo Salerno, Catania, Palermo, Napoli, diciamo tutte queste città che stanno sul mare, che sono del sud Italia,
sono bellissime. Il problema, come hai detto tu, è il lavoro che non ci sta, quindi purtroppo tanti di noi vanno fuori a lavorare proprio per questo. Se no chi si muove da Palermo? Oppure chi si muove da Catania o da Palermo? Sì, sì, tutti i prodotti, diciamo, italiani, il top del top, diciamo, di tutta Italia. In effetti, quello di Roma portavamo il pecorino romano, pecorino siciliano, quindi, diciamo, tutti i prodotti che più o meno andavano. L'olio, ad esempio, quello là toscano top. Quindi, capisci, ogni regione portavamo un prodotto, due prodotti. Abbiamo portato anche le famose alici di Sciacca, le acciughe di Sciacca. Poi di Sorrento abbiamo portato l'olio, quello là delle alici, la colatura di alici. Diciamo che ogni città abbiamo portato qualche cosa di una città. Quindi formaggi, pasta, tutta roba comunque abbastanza buona in effetti. Quindi prosciutto San Daniele, prosciutto toscano, diciamo il puzzone di Moena della Val di Fassa, Val di Fiem, tutti i formaggi della Val d'Aosta, quindi la gorgonzola, diciamo un po' tutti i prodotti che sono il top del top in effetti. La burrata della Puglia, abbiamo portato proprio ragazzi tutta l'Italia. Il San Daniele è mio. Ah, là, che è mio, è mio. Non è come diciamo, è mio, mi ricorda la frase dell'esorcista, ti ricordi? È mio. Basta con questi film di paura, avvocate. Vabbè ragazzi, alla fine compravano come che, eh. Quindi in effetti Giuseppe, il solito richiamo. In effetti, ragazzi, i finlandesi, norvegesi, tedeschi compravano, vi giuro, ma veramente, ma esageratamente proprio. Ve l'ho detto, no, lì non compravano a 100 grammi o 200 grammi, no? Là compravano, dammi un chilo di questo, un chilo di questo. Pure in Germania, ad esempio, vendevamo un sacco di salami, salame napoletano, la soppressata, tutte queste cose perché lì costa di più. Quindi in effetti quando arrivavamo noi dall'Italia, i tedeschi tutti quanti a comprare tutta sta roba. Quindi tutte sopezzate che si usava per la Pasqua, in effetti a marzo siamo stati a Berlino, a Monaco e in effetti in questo periodo si vendevano un sacco di sopessate napoletane proprio, ma giuro, caciocavalli, ma tutto ragazzi, compravano proprio a pezzi interi. Prosciutto San Daniele, non è che dicevano dammi 200 grammi, 300 grammi, no. Dici metti una fetta da un chilo sottovuoto. Dice poi non vi preoccupate, ho la macchina a casa, me l'affetto io. Quindi diciamo che dovunque siamo andati, in Finlandia e mi posso mai dimenticare un mio amico che l'ho detto sempre, non so come l'ha venduto, però l'ha venduto, ha venduto 5 kg di mortadella affettata. Io non so chi doveva mangiarli sti 5 kg di mortadella, era mortadella di cinghiale, però non so come ha fatto a affettare 5 kg di mortadella. E ho detto ma scusi, ma quanti siete di voi? Vabbè Massimo, qua ci manca proprio parecchio, qua se non arriva di... Mo ti dico io, se non arriva dicembre e gennaio. Eh sì, una signora ha detto mi fate 5 kg di mortadella affettata. Sai, finché... Ma finché aveva detto un solo pezzo, vabbè, io posso pure pensare, la mette sotto vuoto, la conserva, vabbè, ci sta pure. Ma 5 kg affettate, voglio dire io, ma tu non hai idea di quanti, di quanta carta era. Poi una signora una volta, io avevo il banco in Finlandia che abbiamo iniziato col banco della frutta secca, diciamo in effetti avevo lupini, olive, tutte queste qua e più frutta secca a parte. Ma ti giuro compravano proprio a palate, io prendevo la pala quella là grande e quella diceva di più, di più.
Penso una volta una signora ha comprato, che ha comprato? Ma ti dico io, ha comprato le olive, ha speso 100 euro di olive, ha voluto tutte le olive che stavano sul banco. No, ha detto voglio queste qua, le olive di Gaete, voglio le olive farcite, voglio le olive così, voglio le olive così. Tutte le olive che ha visto le ha volute tutte. Poi è venuta un'altra che mi è rimasta impressionata, non è che sono rimasto scioccato, diciamo. Sapete i carciofi quelli là grandi sott'olio? Una signora è venuta e ha detto me ne dà 40. Poi ha detto mi raccomando, metta un po' di olio in più. 220 euro ragazzi. Ha detto signore viene 220 euro. Quella sì sì non c'è no problem. Ha cacciato la carta di credito e ha pagato col POS. Sì, sì, Jasmine, quei carciofi che stanno sott'olio nei vasi quelli là grandi. Io poi aprivo i vasi e mettevo nelle bacinelle come esposizione. Questa viene e me ne cerca 40. Bah, sì, erano buoni, sì, quando, quando aprivamo le confezioni nuove sempre assaggiavamo, poi stavano quelle piccanti, quelle con la lice, sa, quelle farcite, quindi erano buone, non si mette in dubbio. Però ragazzi, noi le vendevamo pure care, eh. Noi le olive le vendevamo a 20 euro al chilo, ragazzi, cosa pazzesca se ci pensi. Sì, sì, stavano in vasi da 2 kg, quelli di vetro. Stavano chiusi per trasporto, no, nel camion. Quindi questi qua, i carciofi grandi, stavano nelle vaschette, diciamo, di vetro grandi. Poi si apriva la vaschetta e si metteva nei contenitori davanti al banco, diciamo, frigo. Lo so Massimo, ma lì l'importazione, no, tutti i prezzi sono tutti alti. Ma tu lo sai il parmigiano reggiano quando lo vendevamo? Tu non mi credi se te lo dico. Secondo te Massimo, quanto poteva... Allora, il parmigiano reggiano, 48 mesi di stagionatura, fai più o meno a quanto lo vendevamo a chilo? Dimmi un prezzo, uno qualsiasi che vuoi tu. Allora, io ti dico quello della Finlandia, 89 euro al chilo, 8,90 euro a letto, tanto per farti capire. E compravano ragazzi, la cosa assurda è proprio questa, che nonostante i prezzi fossero davvero... Un italiano ce l'avrebbe tirato appresso, però li compravano ragazzi. Però è da dire che la vita in Finlandia ragazzi è carissima. Calcolate che se andate a bere una birra piccolina da 33 costa 10 euro ragazzi, quindi vi ho detto tutti. Quindi qua vai al bar qui a Matierno, perlomeno a Salerno, voglio dire, manco Matierno, va, perché sarebbe troppo poco, la paghi 1,50 euro seduto al bar. Lì seduto sul pub dove volete voi, ma pure nel bar dove costava 10 euro. Però guadagnano molto più di noi ragazzi. Un finlandese prende, diciamo, normalmente 4-5 mila euro, quindi ci sta la differenza degli stipendi. Una cassiera di un supermercato ci ha fatto vedere la busta paga, percepiva 4.200 euro, quando poi qua le cassiere dei supermercati si pigliano 600-700 euro. Tanto per fare il paragone, eh. Sì, hanno stipendi che fanno paura, ragazzi. No, mediamente 2-3. Come qua, 2-3, questa è la... No, guadagnano una barca di soldi, eh. Io secondo me, ho detto, se uno questa del supermercato guadagna questi soldi, ho detto, ma uno che insegna a scuola, oppure uno che, diciamo, è un professore, oppure un dottore, quanto guadagna qua? Un netturbino guadagna sui 5.000 euro, uno che va a pulire la strada.
cioè è pazzesco. Quindi se uno lavora, e poi ragazzi, un'altra cosa, i pigioni di casa sono come l'Italia, 400-500 euro al mese. Invece cambia diciamo, il mangiare, in effetti. La vita costa molto mangiare lì. Ah, tutto costa, diciamo, l'olio italiano non si può comprare là. Una bottiglia d'acqua pure, tutto quello che compri da mangiare costa una barca di soldi rispetto all'italiano, eh. Qua che ne so, una cassa d'acqua la paghi 1,20 ad esempio, lì la paghi 4-5 euro, quindi ci sta un sacco di differenza, quindi è anche questo, è vero che spendono molto di più ma guadagnano di più, quindi in proporzione stiamo là ragazzi. È come se qua uno prende 2000 euro al mese e va a comprare le olive a 10 euro a chilo, non gli importa proprio, tanto per dire. Anche se qua, sì, sì, Letizia, lì il sabato e la domenica fanno paura. Una volta si è avvicinata la polizia, lì non si usa che mettono la paletta, lì si usa che quando ti lampeggiano dietro, sta la polizia dietro di te e accende il lampeggiante, significa che ti devi accostare. Mi sono accostato, ho abbassato il finestrino e questo mi ha buttato un fischietto in bocca. Soffia, mi ha detto, ok, ok, let's go, puoi andare. Ho detto no, no, non si documenta. In effetti loro accendono questo qua per farti accostare. Io ho abbassato il finestrino, ciao Rosa. Questo mi ha messo questo coso, palloncino in bocca, era il palloncino per vedere se ero ubriaco. È uscito tutto buono. Ho detto let's go, prego, prego. Non mi ha cercato né assicurazione né carta d'identità, non mi ha cercato nulla. L'importante è che non ero ubriaco. Tanto per farti capire lì come controllano. Lì bevono tanto e quindi fanno molto attenzione più a diciamo perché sanno che tutti quanti fanno tutti quanti l'assicurazione, lì tutti quanti stanno a posto con le auto, quindi non controllano proprio. No, l'alcol test è quello è il primo, non ti cercano il documento. Sai, io mi aspettavo patente, libretto, sai come qua. No, no, questo mi ha cercato, mi ha abbassato il finestrino. La prima cosa che ha fatto è mi ha messo questo palloncino in bocca. È uscito tutto ok, ha detto let's go. Ho detto ma no, 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 let's go. E l'amico mi ha detto vai, va. E siamo andati via. Perciò ti ho detto è un paese un po' strano. Però ragazzi, il sabato si scassano proprio, nel senso come diciamo io e Francesco. Una serata un mio amico rumeno disse vicino diciamo, al ragazzo quello là titolare, quello che è il responsabile di noi, disse mi dai 200 euro, devo uscire con una ragazza finlandese. E lui, sì, sì, e lui gli dai 200 euro. La mattina viene e sa tutti quanti, poi siamo tutti ragazzi, tutti quanti dire ah è andata bene, sai, ah, tu, a fare i soliti inciuci per vedere che cosa era successo. E questo dice no, niente, al finale siamo ritornati a casa e dopo 10 minuti che avevamo già aperto gli stand, circa 100 euro un'altra volta. Dico scusa, ma ieri siete dati 200 euro, che hai fatto? Sì, sì. E in effetti avevano comprato solo 10 birre e aveva saltato 200 euro. Al finale con la ragazza non aveva fatto nulla e quindi noi l'abbiamo preso in giro, secondo me per una settimana. Ho detto guarda, 200 euro, uscire. E poi non hai combinato nulla. Ho detto guarda, sei proprio la vergogna dell'Italia. Quindi l'abbiamo secondo me deriso per una settimana. È vero che ogni volta che, che lo guardavamo si innervosiva proprio, se la prendeva proprio a male. Perché ogni volta che lo guardavamo diceva sei la vergogna dell'Italia. Ma questa che va a dire? In Italia sono tutti gay. Quindi l'abbiamo proprio preso, diciamo, proprio in giro.
E mia amica pure diceva non ti preoccupare, mo vado io, la castigo io, facevo questo di Torino, ma ci siamo proprio, l'abbiamo quasi distrutta a quel ragazzo. E però ragazzi, avvocate, ma 200 euro, una nottata intera, tu vieni, noi diciamo allora com'è andata? E questo mi dice no, poi quello qua, sì, sotto, sopra, e circa un altro 100 euro. E ci voleva, avvocate, non potevamo fare a meno. Eh sì, ci ha fatto fare una figura di merda, avvocato è bella, proprio bella semplificata. Ha detto sei proprio la vergogna dell'Italia, ha detto quasi si ci sparge la voce. Che vergogna sei per l'Italia, ha detto. In effetti ci è rimasto molto male per una settimana, secondo me. Non ci dava tanta confidenza, poi questo è di Torino, no? Allora è tutto particolare, allora per una settimana stava con il muso... Ecco, come lo guardavamo in faccia, diceva vergognati. Invece di castigarla, vedi che figura. Se passa di qua, sai che figura che abbiamo fatto noi, facevamo noi. Quindi tutti quanti poi eravamo tutti organizzati, tutti quanti lo guardavano e dicevano che figura. Ma sei italiano tu facevi? Allora ognuno di noi poi lo guardava e diceva la stessa cosa, quindi si è messo proprio nervoso proprio. Ho detto guarda, noi perché siamo tutti sposati, abbiamo detto, però ma come vieni qua da singolo? Tu sei singolo, no? E ci vieni a dire una cosa così a noi. Sei una vergogna. Poi giustamente, sa, tra uomini, poi dammi il numero, la chiamo io, ti faccio vedere io come si fa, sa, tutti i ragazzi di Torino, ti faccio vedere io come si fa, non è arte tua, comunque l'abbiamo quasi massacrato, ragazzi. Secondo me, una settimana, non mi ricordo quanti giorni non ha parlato. E già ci voleva, 200 euro, e questo si ritira senza far nulla, dai, ah. Poi tiene il coraggio di dire mi serve 100 euro perché non ho soldi. Yeah. Che poi in effetti lì si sapeva che in effetti era molto molto molto, non dico molto facile. E questo se ne viene e dice no, uno dice sa che è combinato, è andata bene, sa, ma non per curiosità, perlomeno per dire vabbè è andata bene la serata e passa la pena spendere sti soldi, sa. Questa era la cosa che noi volevamo dire, ne passa la pena, questo invece di dire no, dice ragazzi io non ho combinato nulla, no, e l'abbiamo massacrato. Vedete vergogna, ogni volta che lo guardavamo eravamo 7 di noi, tutti e 7, vergognati, vergognati. Poi è rimasto male per una settimana. Massimo, quello ha speso 200 euro insieme a sta tizia, no? Questo viene la mattina e dice che com'è andata? Eh, ma allora sì, e allora è una figura di merda. E Jasmine, è inutile, l'avvocato è così, eh. Non si tratta qua di fare la polemica, proprio perché ci ha fatto fare proprio abbiamo detto speriamo che non passa di qua perché se davvero esci, abbiamo detto vicino a lui, guarda, se passa di qua tu esci fuori da banca. Non dite che sei italiano, ho detto. Ti giuro Massimo, lui stava con banca insieme a noi. Ho detto guarda, se la vedete di arrivare, nascondila a questo. No, dici quello non è italiano. La Jasmine ci voleva, eh. Era un ragazzo di... ma ti dico io, stiamo parlando di 3 anni fa. Aveva 23-24 anni, non è che stiamo parlando, sa, di una persona grande, sa. Non stiamo parlando di un giovanotto, stiamo parlando. Quindi pensa che il testosterone deve stare a 2000 minimo. Questo invece viene la mattina, che poi non aveva neanche dormito, capisci? Aveva fatto tutta la notte, sveglio pure. Poi dietro al banco stava che dormiva e noi... No, ma sai che cos'è? Poi giustamente
io ti voglio pure fare il piacere, però dopo dietro al banco quello dormiva e a me veniva in mente, vabbè, questo ha fatto la notte per senza niente e deve stare pure a riposare perché dicevamo, vabbè, riposati, poi ce la vediamo noi. Però se avrebbe fatto qualche cosa ci stava pure, dai, facciamo noi a posto tuo, non fa nulla, però così no, non vale. Cioè questo ha fatto la notte sveglia per senza niente. No, no, l'abbiamo massacrata, avvocato, una settimana e non doveva parlare. Pensa che ha chiamato pure il capo, ha chiamato al capo. In effetti ho ricevuto una chiamata dal capo, dice Giuseppe, ma che problemi ci sono lì? Ho detto, guarda, niente, perché? E no, perché quello mi ha chiamato, e mi ha detto che tutti quanti lo state prendendo in giro. E ho detto, guarda, ho detto, ma sinceramente no, io ho fatto tutto il fatto. Ha detto, beh, tiene ragione. Allora, ha detto, lo chiamo pure io napoletano, pure il nostro capo è napoletano. Allora, oh, ha detto il capo, non ti preoccupare, mo lo chiamo io. Dico, allora, ma allora si scemo. Comunque siamo morti da ridere. E gliel'ho detto, tu non solo non sei buono, sei pure lecchino, ho detto. È morto, avvocato è quello. Ho detto, non solo sei lecchino, per quanto non sei neanche buono. Perché il capo ha detto il capo che sei un coglione, proprio così. Ma ci siamo proprio divertiti. Pure il capo è rimasto, sa. Ha detto, guarda, gli abbiamo dato 200 euro per farlo uscire. Si è preso un acconto. Ha fatto tutta la notte. Sveglio. Poi la mattina dietro al banco non riusciva a lavorare. Oh Massimo, l'ho fatto proprio una pezza. Ho detto così ti impari a fare il lecchino. Cioè ha chiamato a capo per farci chiamare a noi per dire perché lo stiamo prendendo in giro. Il capo ci ha dato ragione per il finale. Il capo poi siccome è di Napoli mi ha chiamato a me, no? E mi ha detto ma che sta succedendo? E gli ho detto guarda sta succedendo questo, questo e questo. L'abbiamo fatto uscire, gli abbiamo dato i soldi che si è preso come acconto, sono soldi suoi per l'amor di Dio. Però ho detto, poi è venuto la mattina con gli occhi che non ha dormito, quindi stava stanco, non riusciva a lavorare bene. Noi abbiamo domandato, vabbè, allora è andata bene la notte, quindi non fa nulla. E questo ci dice, no, no, io non ho fatto nulla. E, e allora ho detto, ha detto, allora l'abbiamo preso in giro, ho detto, è più forte di me, ci ho detto, non ce la faccio. Sì, sì, ma spendere 200 euro, avvocato, proprio ingenuo, proprio. La finlandese se l'ha fatta proprio bello bello a finale. Come ho detto io, proprio se l'ha fatta proprio in pieno proprio. Ha bevuto e mangiato gratis tutta la notte. Beh, adesso. Difatti poi abbiamo incominciato pure noi a dire perché non mi porti a me a uscire fuori, oh? Vogliamo uscire domani, mi porti a me fuori. Tanto manca non fai nulla. Magari mangiamo e beviamo. No, ti dico è stato massacrato, guarda. Pure il capo addirittura gliel'ha detto. Il capo gliel'ha detto, ha detto, ma allora davvero sei un coglione? Dice tu esci 200 euro? Tiene ragione Peppe, ha detto. Ha detto non lo posso dare torta, come faccio a dargli torta a quello, dice. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo, ci siamo fatti qua due risate. Comunque, viaggiare a finale, ci sono state tante avventure a livello di amicizia, perché comunque capita sempre il solito Don Giovanni che vuole andare a fare conquiste e quindi poi gli va male e fa la figura. Quindi questo è già preventivato, quindi si sapeva già, ma noi già prima che partiva noi già avevamo fatto le scommesse, quindi al finale nessuno di noi ha vinto perché tutti quanti abbiamo detto esce nulla. Quindi che ti giochi un caffè, due caffè, cappuccino, cornetto. Al finale nessuno ha vinto perché tutti quanti abbiamo detto la stessa cosa. Quindi neanche le scommesse sono state valide lì. Perché tutti quanti hanno scommesso che lui andava e faceva mattina e non faceva nulla. Quindi le scommesse sono andate a vuoto.
Sì, ci siamo divertiti, noi abbiamo aspettato, siamo aspettati proprio la mattina finché lui veniva e parlava finalmente. E questo ci dà questo racconto, ah. Vergogna, vergogna. Sì, sì. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci siamo divertiti un poco, ci sentiamo più tardi, dai. Ciao Avvocatella, ciao Jasmine, ciao a tutti. Sì, in effetti conosci un sacco di gente, questa sì.